Un caloroso benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Questo video è il secondo della serie 4 schemi di analisi. Abbiamo visto che il primo video era stabilire le priorità e quindi come si può scegliere la mossa migliore. Si può procedere o per stabilire le priorità delle candidate oppure in questo modo, in questo caso, pensare alla Kotov. Che cosa significa? Kotov critica il metodo del tutto casuale con cui allora venivano selezionate le mosse candidate. A parer suo invece ehm, c'è da seguire un rigido schema che è formato da 4 passi che bisogna seguire in quest'ordine. Per prima cosa, appena tocca a te muovere, devi individuare tutte le candidate ragionevoli. E questo credo che è una cosa che facciamo già tutti spontaneamente. Come seconda cosa, bisogna analizzarle tutte una per una, assicurandoti di esaminare tutte le repliche del tuo avversario che ovviamente ragionevolmente possono essere prese in considerazione. È ovvio che non bisogna per forza di cosa prendere in considerazione tutte le possibili risposte dell'avversario, altrimenti si perde un mucchio di tempo. Ogni ramo dell'albero va analizzato una sola volta. Ecco, qui probabilmente ci perdiamo tutti. Che cosa facciamo? Noi individuiamo le candidate e poi in modo un po' sparso analizziamo le possibili risposte del nostro avversario. Così non facciamo altro che perdere tempo, anche perché poi non siamo sicuri che l'abbiamo analizzato bene quel ramo di quella variante, quindi lo riguardiamo, poi ci dimentichiamo, lo riguardiamo, insomma, ogni albero va analizzato una sola volta. Una volta che hai deciso se è forte quella variante o se è debole, mettila da parte e non prenderla più in considerazione. Ultimo passo, alla fine, è scegliere la mossa candidata che più soddisfa le tue analisi. Ecco, questo è come ragionava Koto. Prendiamo ora per esempio questa situazione. Il bianco, come puoi vedere, ha un pedone di vantaggio sull'ala di donna e praticamente il suo scopo è quello appunto di andare a promozione e quindi cercare di vincere la partita. Ora puoi notare che c'è una possibile continuazione che può essere torre e 8 che inchioda l'alfiere. Tuttavia non ci sono problemi perché dopo questa mossa si può giocare o alfiere per H7 scacco prendendo la torre o addirittura alfiere per B7 andando a catturare l'alfiere e andando a fare un sacrificio che poi bisogna comunque analizzare. Questa è una mossa sulla quale bisogna preoccuparsi, ma in ogni modo il nero gioca in modo differente. Gioca torre e 7, molto simile a quella che abbiamo appena visto. A questo punto il bianco può individuare almeno 5-6 candidate. Innanzitutto ci sono tutte le possibili mosse di donna, come che ne so, donna D3 può essere buona, o donna G4 sarebbe un errore perché segue poi F5, quindi comunque ci sono molte mosse di donna che bisogna considerare e in più altre mosse che possono essere di torre, di alfiere o di pedone. I giocatori che utilizzassero il modello delle priorità probabilmente inizierebbero con la combinazione, visto che è forzante. La combinazione ovviamente si intende per alfiere H7 o alfiere B7. Quindi appena individui tutte le candidate, bisogna procedere con la mossa forzante. Quindi alfiere H7 è il primo metodo che abbiamo visto per scegliere, diciamo, la mossa migliore. Stabilire le priorità. Se decidiamo che la nostra priorità è quella di guadagnare un pedone, allora, senza pensarci su due volte, effettuiamo il sacrificio. A questo punto donna per e subito si va a questa situazione qui. Però attenzione che abbiamo dopo questa situazione. Comunque ora si sono fatti un bel po' di cambi e il bianco ha sempre un pedone in più, però era solo una grande semplificazione questa. Allora, torre e 8.
no scusate, torre 7, la mossa abbiamo detto corretta. Quindi se si usa il metodo della mossa forzante si fa quella lì, altrimenti si può utilizzare il metodo di Kotov, ovvero quella di individuare tutte le possibili candidate, analizzarle ad una e soprattutto considerando bene le possibili risposte dell'avversario. Alla fine, dopo aver considerate tutte, si tira a concludere. La conclusione del bianco fu appunto questa qui, utilizzata col metodo di Kotov, che però porta allo stesso risultato del metodo delle priorità. Alfiere per H7, abbiamo visto prima la successione, donna per, donna per, donna per, donna per. A questo punto donna B5. Quindi il piano del bianco ovviamente è stato quello di cambiare le torri per infine poi irrompere con il re. I finali di donna con pedone sono piuttosto facili da vincere, perciò il bianco ha scelto di intraprendere questa strada che è quella più sicura e che gli avrebbe dato un vantaggio veramente concreto.